Oggi facciamo un bel unboxing. Oggi apriamo un po' di pacchetti di cosine che ho preso per progetti futuri e altre cose invece che mi hanno mandato. Ma partiamo da quelli più semplici. Per chi di voi mi segue su Instagram, se non lo fate dovete andare a seguirmi su Instagram. Vi tengo aggiornati il più possibile sui progetti che porto avanti. E per quelli di voi che lo sanno, appunto, sto realizzando un tavolo su misura. Quindi tra le varie cose che ho preso per terminare quel progetto e degli altri futuri, mi sono preso spugnetta del genere della Bosch. Questo qua attaccato alla levigatrice ti permette di andare a levigare quelle parti che non sono piane, ok? Devo fare la parte sopra di questo tavolone in cedro che sto realizzando, ma entrambi i lati sono in corteccia, ok? Quindi la parte più esterna del tronco. Quella lì non ho voglia di stare troppo rigido. Io ho visto anche quando ho fatto le mensole in cedro, trovate il video qua in alto, per fare quello lì ho visto che sarebbe stato utile avere uno di questi. Altra cosa ovviamente che non può mai mancare, e visto che ne faccio fuori un botto, ho comprato dischi abrasivi. Questi sono 50 pezzi, tutti grana 120, mentre questi sono un blocco di 80 pezzi, tutti divisi dalla grana 40 fino alla grana 800. Altra cosina che mi è arrivata, ma la vedrete in un prossimo video, è una valvola. Questa valvola qui va montata sui bidoni dell'aspiratore ciclonico per evitare che vadino in depressione. Questa valvola permette all'aria di entrare, quindi il bidone non si schiaccia. Grazie a questo e a un altro articolo che mi è arrivato oggi, faremo un nuovo progettino. Quindi se non siete iscritti, iscrivetevi così non perdete neanche questo prossimo video. Seconda scatola, poteva continuare sull'onda della carta vetrata. Dischi abrasivi però con grana molto fine. Questa mi sembra che vada dalla 800 alla 4000 o alla 6000. Incredibilmente questo ordine è arrivato molto prima del previsto. L'ho ordinato ieri, c'era scritto che arrivava lunedì, poi nella mail mi hanno detto arriverà domenica, quindi domani, e alla fine consegna oggi. Ho ordinato ieri pomeriggio e consegnato oggi. Questo altro accessorio che ho acquistato per un progetto. Spero che non sia una cazzata perché ho preso la roba più economica che ho trovato. Questo dovrebbe essere una troiata. Sostanzialmente questo qua che cos'è? È semplicemente una fila coltelli, una di quelle costruzioni che tu attacchi al tavolo, ci metti le pietre, limi. Se volete saperne di più lo vedrete in un prossimo episodio. Qui, siccome sta cosa qua me la devo un attimo studiare, la mettiamo via, che ha anche tutte le sue pietrine e la sua borsetta. Molto bene. Passiamo invece a questi che sono tutti accessori della Rockler. Sapete quanto mi piaccia a me questo brand? Perché fa un sacco di accessori utili alla lavorazione del legno. Tutti questi accessori nello specifico me li ha forniti Prollit, li trovate sul loro portale Miss Tools. E ovviamente tra tutte le cose della Rockler che mi piacciono, queste qua sono solamente alcune che mi serviranno per un progetto futuro che vedrete. Però diciamo, potete già intendere quale sarà il progetto. Ora andarli ad aprire non ha molto senso, però vi consiglio di andare a fare un salto sul portale Miss Tools, perché oltre alla Rockler trovate altri brand, tra cui Triton, e della Rockler soprattutto la cosa più interessante che mi avete chiesto in tantissimi quando avevo fatto il progetto dell'Ultimate Workbench da Giaco, che mi avete chiesto ma quel tubo super flessibile lì dove si trova? Ecco, allora non lo sapevo, oggi vi dico che lo trovate sul portale Miss Tools insieme al mega tappetino, quello che non incolla niente. Quanta bella robetta! Andate a farci un salto, ve lo consiglio ovviamente. Ok, queste le aprirò, ma questo, boom! Questa è veramente una bellezza. Questo qua, dicevo, è uno dei pezzi forti. Mamma mia, ma che bella sta valigetta. Ma dai, che sciccheria. Vieni via. Eh sì, c'era la colla. Ragazzi, questo qua, se non l'avete ancora capito, è il nuovo sistema per fare i pocket hole. Pocket hole sono quei fori angolari che si fanno nelle tavole per fissare pannelli o fare delle costruzioni semplici. C'è a chi piace, a chi non piace. Io l'ho utilizzato, non è un sistema malvagio per fare tantissime cose,
ma questo qui ha una leggera particolarità. Ve la faccio vedere subito. Che cosa c'è in confezione? Ovviamente il manuale di istruzioni. Qua a destra abbiamo una piccola scatoletta, bella però anche questa. Prima scatoletta con i coprifori, ok, questi qua in legno, la punta, qualche vite e ovviamente il bit lungo rigorosamente quadrato per fare questi tipi di unioni. Sulla sinistra abbiamo set di viti, questi qua sono viti particolari per cui si fa fatica a trovarle. Abbiamo una scatola con dentro vari accessori tutti arancioni. Vediamo ora, questo è il pezzo forte. Ma che figata! Capiamolo a breve. La valigetta è vuota e a prescindere è un'ottima valigetta. Quindi capiamo come si installa, ma è parecchio intuitivo, raga. La particolarità di questo sistema che lo rende pratico e veloce per lavori ripetitivi, avendo appunto due sistemi di appoggio che ti permettono di prendere e andare a chiudere la battuta da una parte o dall'altra, ok? Con uno piccolo o uno grande, è proprio il settaggio della punta. Vi faccio vedere. Qua dietro abbiamo 5 fori con qua sopra le altrettante 5 diciture che stanno a indicare appunto la profondità del nostro pannello. Se noi andiamo a prendere la punta, andiamo in appoggio e poi serriamo il fine corsa. Questo serve per la prima regolazione. Seconda regolazione, tenendo questo si può estrarre, abbassare o alzare. Se noi l'abbiamo impostato la punta per 12-18, si schiaccia, si infila e si va a battere così in battuta. 12-18 che è questo pannello qua praticamente. Quello che dobbiamo andare a fare dopo è semplicemente andare a serrare il più vicino possibile il nostro pannello ad arrivare lì. Poi schiacciando questo lui lo va a bloccare completamente. Inoltre questo sistema ha una caratteristica che qua la chiamano speed drive. Per cosa sta a intendere speed drive? Implica questa scanalatura. Se vedete qua c'è un affarino che va avanti e indietro oppure si può bloccare. Questo qua permette che noi possiamo infilare la punta, andare fino giù in battuta ed estrarla completamente se questo è bloccato. Se noi lo sblocchiamo, vedete che quando torna su si blocca e questo permette proprio di lasciare lì il nostro trapano, spostare il pezzo, serrare e andare giù di nuovo. Torni su, si blocca. Quando vuoi sbloccarlo, premi e togli. Questo qua è un sistema sicuramente molto pratico. Apriamo già la basetta, bella e pronta. Mollo, si apre e abbiamo il nostro foro. Questo un bel Absalungsanglage. Ce l'avete voi un Absalungsanglage? Non penso proprio. Andiamo ad aprirlo. Wow! Madonna, che bestia! Allora, questo che cos'è e come lo vendono? Lo vendono come dust collector, proprio un aspiratruccioli, però è fatto aspirapolvere. Ha una potenza di 1,50 litri, potenza aspirante, 183 metri cubi di aria all'ora. Vabbè, un po' troppe informazioni, ma noi vogliamo vedere. Quindi qua dentro abbiamo anche una vite, wow, fogli, saranno filtri, sacchetti, sacchetto, stringi, pistolino. Io però senza saperne leggere né scrivere voglio sentire quanto casino fa 1 e quanto aspira 2. Wow! Mamma mia! Raga! Che stecche! È una cosa assurda. Porca puttana. Sono decisamente colpito. Il tubo questo non è che sia il massimo, c'è un bel... ma è troppo mollo. Non ha quell'anima metallica che hanno di solito questi tubi.
Raga, non me lo aspettavo. Veramente potente questo aspira truccioli. Quindi il progetto che ho in mente per lui molto probabilmente viene ancora meglio del previsto. Se qualcuno è bravo a collegare 2 o 3 puntini dell'unboxing di oggi e di quello che ho fatto in passato, riesce a capire che cosa andrò a ricreare per gli altri. Lo scoprirete solamente se vi iscrivete al canale. Bene, detto questo, non ho altro da aggiungere sui prodottini di oggi. Fatemi sapere con un pollice in su, con un commento, se questi video frasettimanali dove faccio unboxing, cosine così leggerissime, giusto per farvi vedere 2 robe, un contenuto in più leggero così, potrebbe starci. Se vi piace fatemelo sapere con un commento qua sotto. Ricordo che tutti i prodotti che avete visto in questo video li trovate qua sotto in descrizione per darci un occhio. Andate anche a vedere il nuovo portale Miss Tools della Crollit, dove trovate marche interessanti come Triton, Rockler e tante altre. Vi ricordo che se volete acquistare il merch Big Rocket Project trovate qua sotto in descrizione il link. Ringrazio ovviamente i Patreon che supportano attivamente questo mio progetto, quindi non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.